Domande? Qualcuno vuole un approfondimento? Nessuno? Ok, vuoi chiudere tu con un ultimo passaggio, Paolo? Sì, ci sono altri passaggi. Scegliene uno e chiudiamo con quello che mi sa che abbiamo già sforato abbondantemente. Stiamo creando un'ulteriore parte del... La Silvia ci lascia ancora un po'. Allora, c'è un passaggio proprio alla fine, perché questo libro di racconti ha un prologo, come avete già sentito, e un epilogo, no? Nell'epilogo sono anni che passano dall'incontro che ha avuto il Cantastorie con l'Aveli. Lui ha avuto altre esperienze, è andato anche in un'altra città, è andato a Lucknow, che è la capitale dell'Uttar Pradesh, era la sua meta che voleva raggiungere nel suo viaggio di fuga verso da Nuova Delhi, da Delhi. E che cosa succede? Che dopo molto tempo gli viene a trovare una persona, gli viene a trovare un giovane e scopre che è il figlio della signora. L'ha raggiunto per portargli un messaggio. E il messaggio è che lui ha avuto un insegnamento da parte di sua madre e lei ha avuto allo stesso in cambio un altro insegnamento. Quindi c'è stato un rapporto d'amore platonico, tra virgolette, no? Che però ha portato a avere in comune dei valori che non conoscevano neanche di avere. E poi c'è il tema della partenza, no? Di lasciarsi. E dice, è solo dopo essere partiti che ci scopre che la città che ti circondava è cambiata e le sue strade conducono ora verso destinazioni diverse. Dopo la fine dell'amore c'è il non amore. Quando si è coinvolti nella ricerca senza fine di tutte quelle cose da portare via e qualcosa da scartare. Quando si lotta contro le nuove strade e si prova inutilmente a tornare dove si era prima. Esiste comunque un'altra scelta. La metà di una storia d'amore è la sua scoperta non appena te lo butti dietro di te. E con questa scoperta nasce la consapevolezza che il tuo stesso viaggio è ancora incompleto. Le mappe sono cambiate, i continenti si sono spostati, gli orizzonti non sono quelli che ti ricordi. Tuttavia la strada è sempre aperta e c'è molto da vedere, ma solo se hai il coraggio di capire che il primo passo è sempre una partenza. Questo dice un po' la filosofia. Se non ci sono altre domande possiamo anche... Ecco, passo la parola a Silvia. Siete stati assolutamente esaustivi, quindi per quello noi non vi facciamo altre domande, abbiamo sviscerato. No, ho parlato anche troppo? No, perché ci sarebbe sempre da approfondire e sviscerare ulteriormente queste storie dentro la storia, quindi veramente ci sarebbe da parlare tanto. Questa sera abbiamo affrontato anche per la prima volta, forse nella storia del festival, proprio il discorso sulla traduzione, anche sui diritti, cioè tante cose che molti di noi forse non sapevano. Questa sera invece le abbiamo conosciute attraverso la tua presentazione, Paolo, quindi hai dato un valore aggiunto al nostro festival. Lo sai che io sono, come dicevi prima, aperta forse più di altre situazioni a ricevere e a presentare libri che magari in altre location non sono accolti o non sono valorizzati nella giusta maniera. Per fortuna qui siamo indipendenti e... Forse perché non li conoscono. Forse perché appunto non li conoscono. Allora speriamo... Il problema è quello di far conoscere altre culture, altri modi di scrivere. Allora speriamo noi di aver dato questa sera un'imbeccata, una prima panoramica a questa presentazione e che il libro abbia effettivamente il successo che merita, perché è veramente una bella opera, un gioiellino di racconto. Ecco, il libro è presente già in internet da un anno su Amazon, quindi chi vuole può, se vuole, acquistarlo lì. Oppure ci sono delle copie qui già, se qualcuno è interessato.
Esattamente, abbiamo delle copie disponibili qui per chi volesse acquistarle ed approfittare della presenza dell'autore per farsele ovviamente autografare e dedicare. Sì, Paolo ci tiene a questa cosa, ma è giusto che ci tenga perché ha lavorato tanto a questo libro che, ricordiamo, è il primo libro di Omair Ahmad tradotto in lingua italiana, presentato stasera qui a Mestre, quindi precisiamolo perché è la primissima volta. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito qui in sala e grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito anche da casa. Grazie a Mestre Mia per la collaborazione. Io vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, il 22 novembre, con Sonia De Lazzari, che presenterà il suo libro Conoscerò Marc. Vi lascio immaginare di quale Marc parleremo, non ve lo dico adesso. Serata speciale con interventi di musica live, quindi impossibile mancare mercoledì prossimo. Arrivederci a tutti e buona serata. Grazie Filippo, grazie Paolo.